Verso le 11:30, mentre eravamo tutte tranquille nel nostro appartamento, io e una mia amica cominciamo a sentire un rumore strano al di fuori del nostro appartamento. Abbiamo sentito come se fosse un pugno nella porta, qualcuno che cercasse in qualche modo di entrare. È iniziato così l'incubo per 5 ragazze trevigiane in viaggio di maturità a Nizza. Quello che doveva essere uno dei momenti più felici e spensierati della loro vita si è trasformato ben presto in un incubo, quando secondo la ricostruzione della 19enne Beatrice, un uomo, un trentenne ben piazzato, ha iniziato a bussare alla porta della loro camera in maniera sempre più insistente, con il chiaro intento di abbatterla per arrivare a loro. Prese dalla paura, dall'ansia, da un mix di emozioni, sapevamo che alla fine non saremmo riuscite a reagire in nessun modo. Prontamente le giovani hanno allertato le forze dell'ordine, però con scarsi risultati. Quante ore sono passate prima che arrivassero i soccorsi e nel frattempo quest'uomo continuava a battere sulla porta? 4 ore. 4 ore sono passate dove abbiamo chiamato chiunque, abbiamo chiamato l'ambasciata, abbiamo chiamato l'ambasciata italiana e francese, il consolato, il 115 contro la violenza sulle donne, il 17, i pompieri, i vigili, tutti e nessuno ci ha risposto, perché credevano fosse uno scherzo da parte nostra. 4 ore di panico, barricate in camera, con la paura che riuscisse ad entrare da un momento all'altro, tanto batteva forte la porta. L'uomo, inquilino dell'appartamento di fronte, le accusava senza alcun motivo di aver manomesso l'ascensore del condominio. Per Beatrice e le sue amiche questa però era solo una scusa. Da giorni avevano notato che le spiava. Ci ha lasciato un bigliettino che è stato appiccicato sulla porta così da occultare lo spioncino senza che noi riuscissimo a vedere esternamente. Eravamo presi dal panico, dall'angoscia, insomma, 5 ragazzi di 19 anni per un viaggio maturità, quindi il momento anche più bello della nostra adolescenza. Ritrovarsi in una situazione del genere è stato veramente angosciante. Io quella sera pensavo di non tornare più a casa. Fortunatamente, anche se con 4 ore di ritardo, la polizia francese è arrivata sul posto e le ha scortate in aeroporto. Beatrice e le sue amiche non volevano più rimanere in quella città un secondo in più. Tanta paura. La sensazione di quella sera non tornare più a casa. Questo era il primo pensiero che balenava sulla testa di tutte noi, perché non pensi mai che possa capitare a te. Cioè, era veramente una situazione difficile, perché non sapevamo come reagire e se fosse effettivamente entrato eravamo, sì, non dico spacciate, però